30 ottobre, bentrovati e buona serata, buon lunedì. È il momento di corner. Il giorno dopo arriviamo sempre all'indomani della partita. Abbiamo delle cartacce sul tavolo, stiamo facendo, abbiamo messo abbiamo fatto degli appunti, no, sono degli appunti che adesso togliamo via. Ce li tiriamo. Stavamo preparando la trasmissione. Buonasera ancora e bentrovati dunque a corner. Grazie, avete sentito già come il solito. Straripante, impossibile bloccarlo. Ma stavolta la carta non l'ho messa io. Non l'hai messa? No, Angelo Patanè. Non li avevo. Buonasera a tutti. Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie anche a Carlo Breve che è con noi anche stasera. Buonasera a tutti. Ci stiamo per fidanzare tutti e quattro. Ho questa strana sensazione. Non esageriamo, così non capirà, esageriamo. perché alla fine è troppo. Stiamo dormendo qui la sera. Esatto. Non solo la sera. Grazie e buona serata alla nostra Naomi. Ciao a tutti e a tutte, anche io ferma qui da ieri per tutti i messaggi che sono arrivati, non sono riuscita a muovermi, siete agguerriti, agguerrite, vabbè ne vedremo delle belle. Una valanga davvero di messaggi, una serie impressionante anche di osservazioni, attenzione, di critiche, c'è di tutto e di più. Adesso fra non molto andremo a vedere quelle che sono le prime risultanze. Intanto stasera vorrei cominciare con le immagini della partita, così abbiamo di che parlare, di che discutere. Il montaggio è di Allora, abbiamo rivisto sulle note di Thriller di Michael Jackson, veramente da paura, voglio dire, questa partita. Alessandro, cosa vuoi dire? L'ultima inquadratura di questo servizio, Michele Pazienza, dice che c'entra? C'entra il coraggio di cambiare. La metafora è l'Avellino che, costruito per fare un campionato di vertice, inizia la stagione con Rastelli in panchina, perde le prime due partite. Ciao Rastelli, arriva Pazienza. Il coraggio di cambiare. Quello che oggi manca al Catania, perché ci stiamo trascinando da settimane un problema irrisolto che sta seriamente compromettendo il proseguo di questa stagione e addensa delle nubi fosche sugli scenari di classifica che forse sono sottovalutati in questo momento, perché stiamo parlando di una classifica che con il passare delle Angelo, settimane, che dici, la guardiamo la classifica? No, come no, con le stecche di partita in partita hanno relegato il Catania in una posizione tutt'altro che tranquilla, scomoda, con l'aggravio che stiamo parlando di una squadra che da un punto di vista temperamentale non mi sembra per nulla pronta per lottare, per non retrocedere. Questa è la classifica. Esatto, quindi le conseguenze
reiterarsi di del rimandare questa decisione di settimana in settimana, secondo me è una conseguenza molto pesante. L'Avellino invece ci può insegnare in questo senso che il coraggio di cambiare a volte può disegnare altri scenari, così come fu il Lecce di Liverani, che in quella stagione partì con Roberto Rizzo in panchina, perse a Catania in maniera secca e sostituì Roberto Rizzo, era forse la quarta giornata, con Fabio Liverani, fece una cavalcata e vinse il campionato. Per essere una squadra che doveva competere per vincere il campionato, riguardare la classifica e vedersi doppiati dalla prima è sicuramente il segnale più evidente che in questa programmazione qualcosa non sia andata per il verso giusto, ed è di tutta evidenza. In un momento in cui anche la canzone della nostra consonanza musicale ci parla di un thriller, perché questo profondo silenzio che ha in un certo qual senso rappresentato il motif della non comunicazione della dirigenza, e questo thriller lascia aperti parecchi scenari. Reputo che in un momento di criticità bisogna fare un'analisi seria, o meglio ponderata. Ovviamente sono opinioni, ragionamenti, ma non possiamo non partire dall'esaminare davvero a scalare tutte quelle che sono state le fonti di questo disagio di classifica, disagio di risultati e soprattutto disagio di rapporti anche adesso con la tifoseria. Non si può non partire da quello che è l'impianto dirigenziale, l'asset dirigenziale, per poi passare all'allenatore, proseguire con la squadra e poi fare anche un altro ragionamento più generale, più complessivo sugli handicap che hanno condizionato questo inizio di campionato. 11 giornate di campionato, 10 le ha giocate il Catania, ha giocato però 11 partite, una di Coppa Italia. La classifica è quella che non rappresenta gli obiettivi societari. E con un'aggiunta, Angelo, sì, 10 partite, 6 in casa, esatto, e 4 in trasferta, quindi da un punto di vista della media inglese ipotetica il Catania avrebbe dovuto avere 22 punti in media inglese, ne ha 12, quindi ha un meno 10 in media inglese, che vuol dire è un fardello da non trascurare. Pesantissimo. Prima di girare a Carlo, sentiremo Carlo, volevo iniziare parlando della società, perché reputo che la dirigenza del Catania, alla quale dobbiamo dare comunque il merito di avere riportato il calcio a Catania ed essere stata l'unica società in grado di poter rappresentare seriamente un progetto futuro di questa squadra e di questa città, ma come tutti probabilmente commettono degli errori. Io reputo di poter individuarne almeno uno di comunicazione. All'inizio di questo torneo e di questo campionato reputo che sarebbe stato probabilmente necessario, opportuno, rappresentare alla tifoseria, alla piazza, alla città, comunque ai media, quelli che erano stati un po' i programmi di pianificazione di questo torneo, di questo campionato, partendo anche dall'impianto economico sul quale bisognava basare questa squadra, perché è vero che non tutte le società devono dire prima il nostro budget è 1 milione, 2 milioni, 4 milioni, non esiste, però è anche vero che se alzi l'asticella delle aspettative, reputano chi segue le vicende di una squadra, si reputa che altrettanto vada fatto. Sì, hai ragione. Dobbiamo essere più sintetici. No, però è importante. Capisco tutto, però economico. altrimenti... E questo è il primo step, perché se io sono chiaro, Angelo, probabilmente oggi quella massa mediatica... La chiarezza, Angelo, sta nei fatti e nell'aggancio temporale di questi fatti. Cioè tu puoi anche non dire qual è il budget, giustamente. Non devi dirlo. Però tu a giugno, da marzo che hai vinto il campione di Serie D, devi avere l'ossatura della squadra già bella pronta. Cioè, con i fatti, dando semplicemente le comunicazioni, abbiamo preso Carlo Breve, abbiamo preso Angelo Gagliano. Da un punto di vista temporale. Da un punto di vista temporale. Esatto, è proprio il difetto di programmazione. Sembra che il momento di gravissima crisi che sta coinvolgendo il Catania nasca anche da una programmazione che ha portato tanti giocatori alla fine
della fase di preparazione o durante la fase della preparazione. E anche questo era un elemento che andava probabilmente chiarito, il perché, il come mai, perché se comprendo che devo fare una programmazione anche economica rispettando un determinato budget, è normale che determinati giocatori mi arrivino a metà del ciclo di preparazione. Ultimo elemento, e dopo passo la linea a tutti perché poi andremo sugli altri aspetti, la scommessa sulla guida tecnica. Anche questo è un elemento caratterizzante di questa società, una scommessa, un allenatore che è una persona certamente per bene, perché Tabiani è una persona veramente per bene, non lo dicono i giocatori, ce ne siamo accorti, ma non basta essere per bene. Una scommessa su una guida tecnica di un allenatore di proiezione, di prospettiva, ma con un'esperienza risicata al nord, dove in un campionato di Serie C è completamente diverso dalle dinamiche emotive che coinvolgono e soprattutto tecniche che coinvolgono invece il girone meridionale. E con lui, e ho concluso per adesso, meno male, la possibilità di concedergli una staff tecnico di preparatori atletici con poca esperienza, pochissima esperienza, perché comunque Bertoncini è un preparatore atletico che ha avuto l'esperienza con Tabiani al Fiorenzuola, prima di allora, qualche anno di esperienza con il Pro Piacenza, squadra anche qui, voglio dire, tutta da rivedere, e comunque con formazioni di calcio femminili. Non significa nulla, ma poca esperienza. Un bagaglio invece che è rimasto ad essere soltanto un supervisore come Petralia, un bagaglio tecnico che questo Catania probabilmente doveva sfruttare meglio. 10 minuti, grosso modo. No. Siamo stati là vicini. No, ho cronometrato, 4 e mezzo. No, Patanè, 4 e mezzo. Siamo quasi una decina di minuti. In pagella. In pagella davvero. Adesso, prima di sentire Carlo, perché dopo essere stati inondati da tutte queste riflessioni da parte di Patanè, vorrei sentire brevemente da casa i primi umori, i primi messaggi. Andiamo da Naomi. Qua ci sono metafore cliniche, ospedaliere, gente con infarti in corso, insomma la situazione è veramente critica. Intanto scrivono: basta tenerci ancora attaccati all'ossigeno, ci vuole il cambio dell'allenatore se si vuole bene al nostro Catania, scrive Piero. Poi sono Vincenti: il Catania è come un paziente che ha bisogno della terapia giusta per guarire, liberare la mente dai pensieri, giocare al massimo e stimolare la motivazione. Chiricò, Beders, Bocic e Rocca gli esempi da seguire ieri mi sono piaciuti. Ho gli stessi incubi dei tempi Lo Monaco Sigi. La società deve parlare chiaro e soprattutto fare capire quali sono realmente le intenzioni. Presidente, di quale Serie A parlavi in estate? Puntini, puntini, punto interrogativo. Penso che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che Tabiani abbia sbagliato completamente le sostituzioni, soprattutto inserendo gli attaccanti troppo tardi. Non è la prima volta, Naomi. Non è la prima volta, aggiungete voi. Finalmente il signor Grella si è deciso a parlare, bene, chissà cosa si inventerà, dovrà spiegare come vorrebbe arrivare nei primi 4 con questa squadra indecente. Saluti Gianfranco, perché è stato annunciato che domani terrà una conferenza stampa. Allora, domani avremo alle indicazioni 16. da parte di Grella alle 16. Carlo, adesso vogliamo capire la tua idea. Che idea ti sei fatto, perché tu hai visto tutte le partite del Catania. È chiaro che dopo tante partite, dopo 10 partite, questa squadra ha una sua connotazione, una sua struttura, una sua filosofia, che non è probabilmente quella che l'allenatore avrebbe voluto. Io dico che sia Angelo che Alessandro hanno fatto un'analisi corretta della situazione. Io dico la mia da tecnico vedendo la partita domenicale. Sicuramente non è stato il Catania che ci aspettavamo. Il Catania ha contraddetto un attimino le attese che erano un po' di tutta la tifoseria, di tutta la città. Ci si aspettava una squadra che sicuramente in queste prime 10 giornate potesse stare nella parte più alta della classifica. È il momento più brutto della gestione Pelligra, sicuramente, ma di contro io dico che ho visto solo le gare, quindi
se ci sono dei deficit in questo momento e sono innegabili, e li abbiamo elencati un po' tutti, ci sono anche delle attenuanti, e se la proprietà ha dato incarico a Vincenzo Grella, che è l'uomo che ha voluto Tabiani, decide di tenere il tecnico, non decide di tenere il tecnico solo perché c'è un calendario fitto o perché non ci sono le condizioni economiche per prenderne un altro, perché il Catania è intervenuto quando è andato via, quando si è infortunato Rapisarda, è intervenuto immediatamente con Bois, quando è andato via Palermo è intervenuto immediatamente prendendo Zanellato, quindi nei momenti di necessità è intervenuta subito la proprietà, senza lesinare sforzi. Vuol dire che in questo momento Grella ha la piena fiducia nel tecnico. Vuol dire che Grella vede in questo tecnico l'uomo che possa nel futuro portare il Catania in altre categorie. Se no sono convinto che la cosa più facile da fare per una dirigenza oggi sarebbe stata mandare via il tecnico. Si levavano le pressioni di una piazza che in questo momento anche giustificata a volere la testa del tecnico. Lui ha il coraggio, lui ha in questo momento, si mette tutti contro e va controcorrente. Non dico che sta facendo bene, sarà il tempo a dire se sta facendo bene o meno, ma lui si mette tutti contro credendo nel lavoro e nella bontà del tecnico, perché lui è sempre lì. Lui società, cioè, lui società, sì. Sono sempre lì sul pezzo a guardare ogni allenamento, a guardare le dinamiche che ci sono dentro lo spogliatoio e a guardare tutte le partite. Noi vediamo solamente la parte finale di questa iceberg, che è sicuramente la partita domenicale, e in questa parte finale sicuramente ci sono delle lacune. Ma perdonami Carlo, in un gruppo... Alessandro, ci dobbiamo fermare, siamo Sì. già oltre il Ok, tempo, ne parliamo quindi dopo. facciamo una breve sosta, così apriamo poi una, diciamo, una parte di trasmissione piuttosto corposa che ci porterà fino alle 9:30. Intanto ci fermiamo. Rieccoci in studio. Allora, abbiamo gettato le basi per la nostra discussione. Tornerei da Naomi per vedere, dobbiamo sentire qual è il sentiment di chi ci segue da casa. Naomi. Va bene, facciamo un colpo al cerchio, uno alla botte per Patanè. Scrivono: Patanè, sei il garante di tutti noi tifosi, si impazzo, continua così, ti stimo al di là di tutto, forza Catania. Però poi scrivono anche: l'intervento di Patanè mi ricorda un po' il gioco del Catania, un po' lento, forse vorrebbero dire questo, così, interpretazione libera. In realtà sono veloce quando parlo, però quando devi essere serio e devi essere comprensibile, provi a misurare anche le parole. Il lessico. Esatto, ma non solo, ma anche a misurare i tempi delle parole, perché altrimenti l'equivoco è sempre dietro l'angolo e dovremmo cercare in questo momento di evitarli gli equivoci. Vabbè, infatti piace di più questo, si impazzo Patanè, ormai per oggi questo così. sì, questo la domenica con Carlo lo facciamo sempre. Poi scrivono: tenere Tabiani è una sfida arrogante verso la piazza. Posso dire una cosa, no? Certo. Sarebbe una soluzione molto più semplice. Uno rassegna le dimissioni, dice scusate, ho fallito. Ma chi? L'allenatore. Ma chi? Che toglie agli imbarazzi una situazione dove ha creato una spaccatura. Sei uno dei 20.000 che non hanno visto il dopo partita di ieri. Scusami. Su Telecolor. Io vengo a Catania, prometto un calcio spettacolare. In queste 10 partite ho visto poco o nulla di queste promesse. Non c'è nulla di male. È stato un piacere, proprio perché è una brava persona, è stato prima definito e concordo. Lo reputo. Una persona per bene. Scusate, rassegno le dimissioni, ma perché vi tolgo dall'imbarazzo di quello che sta succedendo, Alessandro, dove si è creata una frattura per colpa mia. Tolgo il disturbo, non è successo niente. Alessandro, che mi sembra la cosa più normale in un ambito di professionisti come quello che è il calcio di Serie C. Finisce la partita ieri, scendiamo negli spogliatoi. Carlo rimane su e mi aggiorna che è in corso un summit ovviamente di tutta quanta la dirigenza del Catania. Arriva Tabiani e ovviamente i rumors
di un prossimo esonero c'erano tutti quanti, no? Invece Assolutamente. lui continua a parlare di programmazione, di ragionamenti in ordine alle disfunzioni alle quali lui è chiamato a venire a capo, e quindi l'ultimo dei profili mentali che poteva in un certo qual senso trovare Tabbiani in sintonia con quello che era il tuo ragionamento, che probabilmente io avrei fatto in una piazza come Catania, non gli è manco sfiorato dalla mente. Ma perché secondo me non è mai stato fatto un ultimatum a Tabbiani, assolutamente. A Tabbiani è stata rinnovata la fiducia che la società ha riposto già dall'inizio. Gli hanno Carlo, rinnovato mi totalmente la fiducia. Devo fare una precisazione: dopo Castellammare di Stabia c'è stato un momento, il primo momento, in cui la dirigenza ha posto un ultimatum temporale, cioè nelle prossime 3 partite, le ricordiamo, Taranto in casa, Monterosi in trasferta e Avellino in casa, bisogna capire qual è l'andazzo, perché se no la società fa la società, interviene e cambia il corso delle E cose. allora che è cambiato? Mi pare che nel bilancio di queste 3 partite ci sono tutti gli elementi per arrivare all'esonero. Scusami, cioè, la partita col Taranto è stata brutta, col Monterosi non ne parliamo, ieri l'Avellino sembrava il Brasile, cioè con tutto il rispetto, cioè, non può essere passata inosservata questa regressione Oggettivamente, costante. Alessandro, è Ci sono possibile? anche delle condizioni. L'Avellino ieri arrivava al top della condizione a questa partita. Il Catania Carlo, ha giocato però in con questo 4 momento- uomini Ma in questo momento con sembrano grande tutti essere al defezione top della condizione psicofisica. quando giocano contro il Però, Catania. Il problema Carlo, è questo. Grosse Carlo, deficit dal punto di vista fisico, l'Avellino in difesa, perché tanti giocatori non sono al top. L'Avellino in Alessandro. difesa aveva assenti Cionek, Rigione, e si è infortunato Benedetti a partita in corso, ha giocato Che con Armellino difensore che ha centrale. fatto una gran partita. E noi veramente abbiamo fatto il solletico all'Avellino, tranne 2 situazioni. Quindi c'era un divario in campo. Sì. Sicuramente da un punto di vista mentale l'Avellino arrivava sulla prima 4 vittorie E consecutive, il anche Catania fisico, anche aveva, fisico. aveva la paura addosso. Psicofisico. Ma come struttura di squadra tra il Catania e l'Avellino c'è l'abisso. Cioè ieri sulle palle inattive ogni calcio d'angolo dell'Avellino Erano dolori. arrivavano i brividi, perché saltavano 4 marcantoni ed erano veramente efficaci sulle palle inattive, cosa che noi dall'inizio della Alessandro, però stagione non il siamo problema riusciti delle palle mai a inattive fare. il Catania non l'ha vissuto soltanto ieri, una ricorrenza Sì, sì, ma è un problema delle palle strutturale, inattive. Angelo. È una squadra leggera, una squadra che non ha peso specifico. Capito qual è il discorso? Perché non prendiamo mai la posizione giusta sulle palle inattive? Perché non abbiamo struttura fisica. È una squadra da questo punto di vista carente. Alessandro, allenatore, abbiamo parlato di Tabbiani, abbiamo detto che non se ne andrà, non si è dimesso, non si dimette nessuno in Italia, magari lui pensa per quale motivo devo farlo io, nonostante ieri si sia dimostrato a Catania come si riesce anche a contestare a viva voce durante la partita, però tifare rosso-azzurro. Quindi, vedi Carlo, è vero che l'Avellino veniva ieri nella migliore condizione psicofisica, ma il Catania giocava in casa, 14.000 persone allo stadio Massimino. E comprendi bene che l'Avellino a Catania non ci ha mai vinto, aveva vinto 72 anni fa, no? E Tabbiani è riuscito a fare anche questo miracolo, come pareggiare con l'ultima in classifica. Tabbiani raccoglie di contro rispetto a quello che poteva essere l'idea, il progetto, perché tutti possiamo sbagliare, io per primo, ma anche io dirigente, nell'aver individuato un profilo che poi sul campo non rende per quelle che erano le aspettative, perché di questa scommessa e di questo bel gioco io francamente non ne ho visto. Cioè, fino ad oggi, e non possiamo dire che ancora la preparazione non è completa, è l'11ª partita che giocano, non possiamo dire che ancora certi dettami non sono chiari ad alcuni giocatori, non è possibile, così come non è possibile ritenere che sia una squadra funestata e decimata da infortuni muscolari. Anche Silvestri ieri, da quel che ho capito, era sì convocato in panchina, Per ma onor di firma. anche lui era vittima di un fastidio muscolare, sottaciuto fino all'ultimo istante, proprio perché altrimenti il numero dei giocatori che soffre di infortuni muscolari
è davvero esponenziale. Allora io di questo bel gioco non ho visto nulla finora. Sì, 1 o 2 partite, troppo poco, voglio dire. Mi ero divertito anche con Busetta, se per questo mi ero divertito qualche partita anche con Gianni Mei e anche con Simonelli. A proposito di Busetta, Angelo, mi sembra opportuno dare un grandissimo Lo abbraccio. abbiamo fatto già ieri, Esatto. lo riprendiamo Busetta. oggi. E io ho riproposto proprio questo momento proprio Perdona perché, se ti ho interrotto, per dargli, ma perché- per dargli un abbraccio, lui, alla famiglia, tutti quanti, lo abbiamo fatto ieri. La moglie Però, Barbara, i figli, tutti, perché aveva 3 Tutti. figlie, purtroppo Angelo adesso è uno di noi. sono Per rimasti in noi 2, è uno di famiglia. è uno di noi. È uno di noi. li abbracciamo. Ciao Angelo. Lo abbiamo fatto Un saluto al mister. ieri, lo riproponiamo oggi, ma dico, di questo bel gioco io francamente non ne ho visto ancora. E allora sarà un gioco a lunga proiezione. Il gioco del calcio è un gioco, come dice la stessa parola, e nel gioco ci vuole fortuna. Tabiani, tra l'altro, francamente, mi sembra anche sfortunato. Dico, non è che sia una tara o un gap, ma nel gioco ci vuole anche un pizzico di fortuna e un pizzico di buona sorte. Tabiani non ce l'ha, 11 legni, rigore sbagliato, una situazione che condiziona le partite, e reputo che anche questo sia uno dei gap che, al di là del profilo col quale una dirigenza può scegliere un allenatore, dovrebbe essere un elemento di grande e profonda riflessione, perché a Catania, di contro, Tabiani ha avuto tutto il tempo e tutto il supporto di pubblico fino alla partita di ieri, tale da poter esaltare le doti di un Bate, di un grande protagonista del futuro del calcio. Non lo ha fatto, ha fallito. In 11 giornate ha fallito, in 11 partite. Magari ci auguriamo che Ha questo non portato in succeda. gol 2 soli giocatori in attaccanti. 10 partite. E basta. Questo è un problema, mancano gli inserimenti assolutamente dei centrocampisti. Uno schema non ci su sono. calcio piazzato, uno schema su calcio d'angolo. Cosa c'è? Ho visto soltanto 2 schemi e dico, non è possibile che il Vate del calcio moderno possa proporre a una platea di 14.000 tifosi di calcio quello che è stato finora lo schema del gioco del calcio del Catania. Improponibile. La possiamo vedere una scheda su Tabiani, Angelo? Sì, sui vediamo la numeri, scheda che così abbiamo- anche quello che ha detto ottimamente Angelo Patane lo traduciamo in numeri, Sì. per avere proprio una dimensione di quello che finora è un fallimento. Vai Naomi. La media dei punti, partiamo con la media dei punti in casa, giusto? No, la prima è delle 10 partite. 10 partite, 12 punti, no? Come si Sì, legge sì, questa sì. scheda? Sì, così, 12 in punti. orizzontale. V punto cosa significa? Vittorie. 3 vittorie. 3. N sta per Pareggi. 4 3. sconfitte. 4 sconfitte. 9 gol fatti, 8 subiti, media punti 1,20. In 10 partite il Catania ha viaggiato alla media punti di 1,20. Per ricordare a noi stessi che chi ha vinto il campionato di Serie C nelle passate stagioni ha viaggiato a non meno di 2 punti a partita di media. Andiamo avanti. Continuiamo. Rendimento in casa. L'Avellino ieri viaggiava con una media di 2,25 punti a partita. Con quella si vince il campionato. Esatto. In casa. Andiamo a vedere cosa ha fatto. Sono casa, le partite 6 giocate. partite giocate. Sì. Con 7 7 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, No, un No, pareggio un pareggio. e 3 sconfitte. un pareggio e 3 sconfitte. S. Perse. 6 sconfitte. Preparati Media alla punti prossima 1,16. Esatto. Fuori casa? Scusami Naomi. Sì. 4 gol in casa su 6 partite. Incredibile, cioè non ci sono altre parole. Poi Fuori casa abbiamo giocato ancora 4 partite, 5 punti con una vittoria, un pareggio. 2 pareggi e una sconfitta. 5 Oh, gol però fatti e 2 aspetta, subiti. che è sta cosa? Ma N, di questi N Pareggi è pareggi. neutro, significa neutro. Cioè ok. praticamente... Ah, ok. Perse Pensavo- una, 5 gol fatti e 2 subiti. Va bene, la media prossima punti volta- 1,25. Abbiamo messo in Questi difficoltà 5 gol stavolta. fatti. Ah no, Chi 4 mi a inunda Caserta, dal 4 a mio? Caserta. Sì. Segui dei 5 gol fatti, 4 tutti in una sola A partita. Caserta. Il resto invece è un solo gol Col Monterosi autorete. ed è autorete. Questa media punti, Carlo, in generale e nello specifico sulla media punti in casa, non si discosta molto alla media punti del Fiorenzuola dell'anno scorso. Più o meno, l'abbiamo fatta vedere anche Angelo Gagliano Sì. a inizio stagione, qual era diciamo, il cammino del Fiorenzuola con Tabiani in panchina l'anno scorso.
Chiusa possesso palla che percentuale aveva Alessandro? Questo non l'ho ovviamente curato nello specifico, però lo tu potremmo scusa, andare. Ti dico, Alessandro, no, approfondire. sai perché Per la prossima mi dai, palla, mi dai un dai. assist? Certo. Perché il possesso palla, che è stato sterile, perché i numeri dicono che è stato sterile, ci sono, è vero, 11-12 traverse, qualcuna anche da situazioni ingarbugliate, un po' qualche palla inattiva, qualche situazione così estemporanea, ma ci sono anche dei pali e delle traverse da belle giocate di Chirico, me ne ricordo qualcuna sicuramente. Un possesso palla a volte estenuante, a volte finalizzato alla giocata su Chirico, che entra bene dentro il campo e cambia gioco sul lato debole per l'inserimento del terzo uomo. Il Catania arriva spesso a concludere con questa situazione. Forse è il leitmotiv della squadra di Tabiani. Abbiamo visto Troppo prevedibile. pochissime verticalizzazioni. Una ha portato al gol contro il Taranto, l'abbiamo ribadita la volta scorsa, dopo 18 passaggi, è vero, ma il gol arriva sulla verticalizzazione di Rizzo e l'attacco alla profondità di Bois, che con cattiveria conquista palla, la serve a Zammarini, che serve poi Chirico e fa la giocata per Castellini. Ieri c'è stata Poche una di Chirico verticalizzazioni. su Rapisarda nel primo tempo. Ieri ce n'è stata l'unica una. circostanza. Bravo. Ieri un po' di più di attacco alla profondità di Dubiscas, che però in questo momento non ha la gamba, non ha la condizione, perché viene da un periodo di inattività forzata dall'infortunio. Ieri il Catania ha giocato con 4 uomini in precarie condizioni fisiche. Ci sono sicuramente è difficile fare delle prestazioni importanti contro squadre nettamente superiori, avendo dei deficit del Perdonami, genere. Carlo, O è conseguenza, scusami, della costruzione su più fasi di questa squadra che determina questo, Sì. e allora è una colpa della dirigenza, perché se tu hai fatto questo tipo di Ci valutazione sono delle l'hai corresponsabilità, sbagliata. delle corresponsabilità. Ok, Sicuramente ci sono stati degli errori da parte di tutti Oppure il, per avere valore, questa classifica. oppure il valore effettivo di questa rosa Non credo. che noi abbiamo Non credo. valutato. Io forse dico che questa in è una rosa che è in al top, sovrastima. che al top della condizione, Alessandro, è una rosa che deve stare tra le 3-4 prime posizioni. Ma non lo sapremo senza un altro allenatore, perché se con questo allenatore i risultati sono questi, l'unica soluzione per capire se è vero quello che dici tu è darla a un altro allenatore e capire. Secondo me portarli tutti a un livello di condizione Ma Carlo, Ma bisogna vedere se ci arrivano, È perché ci andato sono via. infortuni praticamente a raffica, è difficile poter portare tutta è la squadra, tutto il difficile gruppo. giudicare vedendo solo le partite, Ma questo Angelo. non c'è dubbio. Bisogna vedere tutti gli allenamenti, bisogna vedere tutte le Ma è- dinamiche. ma- non credo che in società ci sia Carlo, un lo può fare folle soltanto un addetto ai che, lavori, nel che senso- crede così per partito preso. No, Io però- credo che Però Carlo, lo Stato societario ci creda. la paura che hanno questi giocatori quando scendono in campo è evidentissima, quindi possono aver lavorato benissimo durante la settimana, fatto le esercitazioni, gli schemi mirabolanti per arrivare veramente perfetti alla partita della domenica, però la tensione agonistica te la dà l'allenatore, Carlo. quella sì, Te la dà sicuramente deve trasmettere qualcosa. Sicuramente, soprattutto durante la partita, Carlo. sicuramente si deve E trasmettere. io non vedo questo sicuramente si dialogo, deve- non lo però vedo, ci sono delle assolutamente. condizioni. Scusami, Alessandro, Angelo. No, ci vai, sono vai, degli Carlo. stili di allenatori Vabbè, totalmente Carlo, diversi. perdonami. Se tu vedevi guidare la squadra a capello sì, e sì. la vedi guidare ad Ancelotti, sono due personalità totalmente differenti. D'accordo. Capello entrava dentro gli spogliatoi e appendeva Thuram al muro. Lo appendeva. Seedorf lo appendeva al muro. Perché non facevano quello che gli aveva chiesto. Io ho letto di una situazione durante una partita di Champions dove Capello dentro lo spogliatoio diceva a Thuram: perché non hai marcato un calciatore avversario che aveva fatto gol su calcio d'angolo? Perché mister, non credevo fosse opportuno marcarlo io, ma lo doveva marcare. Perché non hai marcato? Perché ti avevo detto tu lo Ok. ha preso, lo ha appeso al muro. È uno stile.
Lo Carlo, stile di Ancelotti è totalmente diverso. Carlo, ma stai parlando di due allenatori fatti, di due allenatori che hanno vinto, di due allenatori che hanno un curriculum, di due allenatori che hanno un prestigio, di due allenatori che hanno una storia. Adesso la storia, questa società la vuole fare con Tabiani e per noi va bene, cioè va bene per chiunque. Però ricordiamoci che Tabiani non è Capello e voglio dire, ma non è Ancelotti. sicuramente ci sono non è delle cose che Ferguson, non condivido, non è tantissime Ferguson. situazioni Allora, Alessandro ha detto che una non cosa condivido, che che non vedo. Carlo, un aspetto che ieri abbiamo valutato sull'onda lunga di un'idea e che oggi Alessandro correttamente ha ripreso. La squadra non sente l'allenatore in campo. Abbiamo osservato l'allenatore per tutta la partita all'interno dell'area tecnica, nessuno dei giocatori o pochi di loro si guardano ad ascoltare quello che dice. Cioè è davvero una situazione che racconta, insieme ad altre, che poi riguardano invece la squadra, perché Grella ha detto una cosa, sussurrato, una reazione in un momento importante, una cosa relativamente vera. Prima di mandare via l'allenatore doveva mandare almeno via una decina, l'ha detto dagli addetti ai lavori che erano presenti non durante questa partita. In realtà una buona dose di responsabilità ce l'ha la squadra, perché poi in campo ci vanno i giocatori. Però ti dico una cosa, io trovo più preparati in questo momento la vecchia guardia del Catania, cioè i vari Rapisarda e compagni, i vari Rizzo, quei giocatori che hanno già un allenamento mentale ad essere giocatori del Catania, piuttosto che i nuovi allenati da Tabiani. I nuovi allenati da Tabiani mi sembrano... Angelo, però quelli hanno vissuto una stagione qui. Ieri hai fatto un'intervista a Rapisarda che ha in qualche modo spiegato, no? Allenatore. Come vivono, come stanno vivendo questa situazione. E vivi un allenatore dà un senso di identità. La delusione che un po' riguarda per esempio uno che doveva essere un giocatore importante, Ladinetti, no? Non è stato allenato l'anno scorso dall'allenatore del Catania l'anno scorso, è una creatura di Tabiani, no? Creatura tecnica di Tabiani, emotiva di Tabiani, giocatore totalmente spento, un giocatore che non riesce a prendere mai il tempo emotivo alla partita. Ci dobbiamo fermare, Patanè, ci dobbiamo fermare perché vorrei sentire nuovamente Naomi con i messaggi e poi faremo una pausa. Dopodiché dovremo vedere qualche episodio di partita e delle grafiche che abbiamo preparato. Naomi. Vado. Tutto si costruisce, niente si inventa. Sarebbe stato meglio riconfermare la rosa dell'anno scorso con qualche innesto di categoria, scrive Giovanni. Poi, Tabiani, forse voleva scrivere Tabiani. Chi è Tatiana? Tabiani, per carità, bravissima persona, ma lo reputo inadeguato per una piazza come Catania e Catania non merita questo. È stato un grande errore smantellare completamente la squadra dell'anno scorso, occorreva fare i giusti innesti e dare fiducia a Ferraro che ha vinto il campionato a marzo, scrive Rino. State parlando di fantascienza, come si cambia un tecnico in questo momento che si gioca ogni 3 giorni, poi non sta scritto da nessuna parte che si debba vincere subito. Potrebbe essere stata una valutazione. Vabbè, però, voglio dire, è chiaro che in un campionato non si vincono tutte le partite e non si possono perdere neanche tutte le partite. Se c'è un allarme, però serve... Se c'è un allarme bisogna intervenire. Sono d'accordo con Alessandro e sono d'accordo anche con Carlo. Se c'è un allarme si deve cambiare. No, però se non si cambia o perché ancora si persevera nella fiducia o altrimenti un'altra valutazione può essere fatta. No? Probabilmente non si vuole commettere un secondo errore. Oggi di fretta, perché probabilmente fino a qualche settimana fa l'esonero dell'allenatore era un'ipotesi larvata, oggi un'ipotesi esplosa, e allora si vuole andare con i piedi di piombo per capire il profilo del nuovo allenatore, perché se oggi ti rivolgi al primo che arriva o all'ultimo che ancora non ha panchina, probabilmente rischi di commettere un doppio errore. E siccome hai 3 partite a distanza ridottissima, è vero Alessandro, ormai il campionato sembrerebbe compromesso e allora aspetti
Angelo, non esistono campionati compromessi perché la storia ci insegna che a un certo punto ci sono delle svolte. E allora se è rimani successo così... tantissimi anni fa al Catania, Ma vi è successo ricordate? anche al Palermo due anni fa. A dicembre ricordate- ci va Silvio Baldini Vince. e vince i playoff. Vi ricordate contro il ogni Catania pronostico. che andò a vincere con Izco a Torino contro la Juve? Era un Catania praticamente dato, Già retrocesso. retrocesso. E in realtà quell'anno poi fece un campionato strepitoso. Vabbè, arrivò Maxi Lopez. Arrivarono tanti giocatori, cambiò il tecnico, ci furono tante. Però voglio dire, il coraggio di fare delle scelte. Ci dobbiamo fermare. La pubblicità e dopo torniamo. Tantissime discussioni stasera, adesso vediamo un po' di campo, un po' di azioni per quello che è stata poi la partita. Facciamoci del male. E facciamoci del male. Intanto andiamo a vedere il fallo su Bocic che ha determinato poi il rigore che avrebbe potuto dare il pareggio al Catania e così non è stato. Questo è l'intervento, lo vediamo. Sannipoli su Bocic, Bocic prende la posizione, Sannipoli prima di tirare la maglia e poi lo atterra, rigore solare, l'arbitro piazzato bene, indica il dischetto. Primo rigore che... Primo rigore stagionale alla 10ª partita ottenuto dal Catania. Tra poco arriviamo Questo è il fallo. al tentativo di trasformazione di Cosimo Chiricò. Eccolo qua. Guardate la postura mentre calcia di Chiricò. Non mi sembra la postura ideale di chi calcia un rigore, Carlo. Tu che hai giocato a calcio a certi livelli. La ciabatta. Ma è un errore proprio nella rincorsa, o no? Ma secondo me è un errore di approccio di testa quando si va al dischetto. Una rincorsa condizionata da una testa non libera. Non libera, esattamente. Ma perché? E perché? Torniamo Perché a quello diciamo dobbiamo prima. dimenticare quello che è successo nelle ultime settimane a Catania. No, non lo dimentichiamo, lo dobbiamo assolutamente. dimenticare, perché se noi stiamo qui è anche per raccontare che ovviamente dopo la partita col Monterosi sono saltati i nervi ad alcuni giocatori al Catania. Il più evidente di tutti è stato Peppe Rizzo, che non le ha mandate a dire a Tabiani, sbagliato probabilmente. Comunque un giocatore di temperamento, no? Mostra Sbagliato. il suo carattere. Ci mancherebbe all'allenatore. Ma per attaccamento alla maglia. Esatto. Comprendo che probabilmente è sbagliato, però è sintomatico di un mal di pancia violento che si è scatenato in seno a Rizzo. E vogliamo dimenticare che De Luca era stato in naftalina. è stato richiamato soltanto perché mancava Rizzo e perché si è stati in emergenza. Non credo alle vicende per cui metti fuori rosa un giocatore per 3 settimane e poi lo richiami. Perché 3 settimane no, credo che sia un paio di giorni. tre partite. No, Rizzo 5 Rizzo giorni. 5 voglio dire. No, De Luca. Ecco, no, io pensavo a Rizzo. No, De Tu Luca. stai- No, dico, non credo a chi mette fuori rosa per 2 o 3 partite di fila un giocatore per poi richiamarlo. Se lo metti fuori il problema vuol dire che è serio, e non credo che il problema serio sia che non si sia allenato bene, perché se non si allena bene non è colpa solo del giocatore, sarà anche colpa della dirigenza, Può essere che è dell'allenatore un giocatore svogliato però. che è svogliato, ma oggi Che guarda... non ha voglia di stare qui perché non gioca. Perché magari Angelo, e avevano allora, promesso che... secondo Sono Maldi- dinamiche che succedono Secondo- nelle squadre. Il normale, giocatore che normale. vanno male un po' le cose, Secondo- il calciatore se- che sta giocando meno si lamenta, magari Secondo mal di pancia. si allena male. Secondo Devi- mal di pancia. Devi Ed è una intervenire. situazione ricca di mal di pancia. Ieri lo stesso capitano del Catania, la Pisarda, mi ha detto e ha detto pubblicamente, quindi non in privato, che ovviamente sì, l'allenatore, la squadra, cioè insomma la situazione è quella che è, ma il primo esame di coscienza lo deve fare la squadra, lo deve fare il gruppo, lo deve fare i giocatori. La battuta del calcio di rigore di Chiricò è fisiologico di una situazione con cui si è approcciati a questa partita dopo la più grande e cattiva figura di Monterosi Tuscia, perché dobbiamo mettere anche un nesso logico e temporale alle cose. Non mi scandalizza la sconfitta di ieri contro Avril, non mi scandalizza. Io, se Hanno devo- dato quello che potevano ieri. io esonero Tabiani dopo Monterosi. Se devo... Io lo Monterosi, sono dopo Castellammare di Stabia. D'accordo, no, non mi sono Monterosi la prestazione peggiore Non mi sono spiegato. anche dal punto di vista Se ho- proprio nervoso. Se ho proprio... Grande superficialità col Monterosi. Allora, se Errori non lo- di superficialità se- lì veramente brutta. se non l'ho esonerato dopo Monterosi
era inutile aspettarsi un esonero oggi o ieri dopo l'Avellino. Cioè, nel contesto della Ma perché nella filosofia o illogicità della situazione, non sta a noi a dirlo, lo dirà il tempo. Esatto. È chiaro che la partita di ieri, la sconfitta con l'Avellino, tecnicamente ci può anche stare, ma se non lo hai esonerato dopo avere buttato al vento, alle ortiche, non soltanto un risultato, ma essere andato a giocare come le ballerine di danza classica nel campo dell'ultima in classifica, con tutto il rispetto che ho per le ballerine di danza classica, no, ma sei Hai fatto andato una lì, definizione no, esatta. a fare il lago dei cigni, ma santo Dio, io a Tabbiani lo lascio lì, gli do un biglietto di ritorno Ma nella, e un Angelo, bel comunicato. nella filosofia della società c'è che prendere 2, 3, 4, 5, 6 schiaffi ci può stare, ma ci deve essere un'identità che dov'è? deve portare Carlo, poi, dov'è? Ok. a un obiettivo. Dimmi dov'è. E deve essere un'identità che Carlo, deve però siamo quasi a crescere. un terzo di campionato. È e vero quindi che questa... sono passate 10 giornate e quindi, sicuramente ci è un stiamo arrivando. campione Torno di importante. nuovo da Naomi e poi vedremo un altro Ma episodio. tra l'altro, Angelo, qualche Sì. cosa ieri è cambiata in corsa, perché c'erano allenatori pronti a partire per venire a Catania e per Ma sedersi. probabilmente Alessandro, Uno l'ho sentito anche io ci al sono telefono delle ieri dinamiche pomeriggio. per cui in questo momento Quindi la società non è che sono cose Alessandro, frutto della fantasia. potrebbe C'era qualcosa in divenire Sì, che a un sono certo punto d'accordo si è con te. fermato. È vero, confermo, però è possibile che il percorso che vuole fare la società non è quello per cui praticamente si va verso l'esonero. Ci sono Però altre... io non ti chiamo per dire vuoi venire a allenare il Catania e guarda che ma magari si entro sta 48 preparando, ore preparati per magari si sta preparando questo no, allenatore, non credo che perché si arrivi a questo punto. sta osservando la squadra in attesa che arrivi Ma è già finalmente tardi, il Angelo. momento in cui È già tardi. ho detto Angelo, prima, è no? già Siamo a un tardi. terzo del È campionato. tardissimo. Ce l'hanno sotto al letto. Sentiamo Naomi. Magari il prossimo allenatore è sotto il letto come gli amanti che sbucano sul letto. Chi lo sa. Comunque, vogliono fare un'ode alla tua saggezza, Angelo, perché scrivono: però Gagliano ci aveva avvisati. Le partite in chiaroscuro quest'anno al Catania non portano bene. Ora ad Angelo volevo chiedere cosa prevede per Brindisi, la sfera magica. No? Non mi chiedete Il questo. pendolino di Gagliano. Non fare la faccia di quello che non ci colpa, Angelo, No, lo non sappiamo dico che che tu non sei ci il fatto colpo, però è suo. difficile fare un pronostico con una squadra che arriva a questa sfida, che è un recupero e ci si aspetta tantissimo, perché magari con 3 punti il Catania va a 15 e magari respira, no? È una partita complicatissima. Io dico che comunque questa partita potrebbe veramente decidere il futuro di Tabbiani, nel senso, voglio Saremmo in ritardo di 3 giorni. io penso questo. Per quanto mi riguarda, o di 4 partite. o di 4 partite, ma per quanto mi riguarda, se questa sarà la scelta alla fine, a meno che l'allenatore del Catania nuovo è già stato allertato ed è un profilo che ha chiesto tempo, o la società vuole esplorare anche altri nomi o altri profili di allenatori, questo può anche essere probabile, al di là di Baldini, di cui si è parlato ieri, di Silvio Baldini, al di là di Rolando Maran, probabilmente stanno esplorando altri profili. Altrimenti, se dopo la partita di mercoledì dovessimo avere un nuovo allenatore a Catania, sarebbe la riprova che questa società francamente non è stata tempestiva. No, cosa dobbiamo aspettarci? Io mi aspetto che vinca il Catania. Mi auguro ma tutti si aspettano che vinca, i tifosi del Catania si aspettano che vinca il Catania. Ma mi auguro Fra che l'altro vinca. non ci saranno i tifosi del Catania a Sì, perché Brindisi. c'è stato. Ma tutte le volte che il Catania ha vinto, no? O tutte le volte che il Catania La partita successiva è crollato. ha steccato. Significa sarebbe cosa? auspicabile Significa una che vittoria, sicuramente sarebbe in questo Carlo momento vince a Brindisi, una grande ma ancora boccata Tabbiani di ossigeno. rimane sub iudice, la quello squadra sempre, quello rimane sempre. osservata speciale al Massimino, non è Quello sempre, la Angelo. condizione migliore con la quale Devono fare un domani, filotto o domani importante. Grella Ma un si filotto presenta, significa un filotto fare importante. almeno 3, 4, 5 filotto risultati utili. importante. o domani consecutivi. Grella si presenta in sala sala stampa stampa. E quindi è importante, questo snodo è importantissimo. e spiega: Tabbiani sarà il nostro allenatore, comunque vada, retrocediamo con Tabbiani o vinciamo con Tabbiani, punto.
si dà un segnale forte e Però chiaro. Angelo, c'è una spaccatura con l'ambiente, non puoi imporre un allenatore che già il pubblico ha esonerato, cioè ieri c'erano 18.000 persone che fischiavano in maniera sonora un tecnico che non vogliono più, non puoi ignorare un dato del genere, cioè tu che fai calcio professionistico non puoi prescindere dal consenso, chiaramente non ti puoi fare ricattare nelle tue scelte, ma non puoi ignorare un dato così eclatante. Non sono sparute minoranze, Però è ieri tutto il c'è stata pubblico. una presa di posizione chiara da parte, insomma, E non lo puoi ignorare questo dato, Alessandro, Angelo. non puoi ignorare i numeri. Al Cioè, momento è il quello, calcio, è così. quello che inchioda l'abbiamo visti i numeri, le no? responsabilità sono i numeri, e i numeri sono quelli Impietosi. che ci raccontano di va bene, ci dobbiamo... Fermiamoci. Secondo gol dell'Avellino. Sì, però prima del gol dell'Avellino vorrei rivedere il calcio di rigore battuto di da Chiricò. Chiricò, perché ci fanno osservare che probabilmente andava ripetuto, probabilmente. Sai, guarda, torniamo Cioè che indietro. il portiere si muove prima? No, credo che ci Ok, siano entrano in 4-5 area, giocatori in giocatori. area di Vabbè, rigore. sì, Vediamo vabbè. se possiamo... Capirai. Guarda- No, vabbè. No, dai, vabbè. un attimo, andiamo avanti, vediamo se riusciamo. dai. Guarda, il portiere si è già mosso D'accordo. e ci sono ancora. altri Ai due piedi. giocatori in area di Vabbè, rigore. D'Angelo, dai. Però, voglio dire, vabbè. Non esiste. A termini di regolamento, però, ragazzi, ma dovrebbe neanche essere ai così. mondiali, cioè neanche con 20 VAR alla finale ti fanno ripetere quel Questo cazzo di solo rigore. la VAR lo può, Esatto. Ma comunicare all'arbitro, Che- cosa vabbè. che in Serie C non c'è. Non esiste, Ma va non è bene. successo, in qualche Sì. partita la VAR ha comunicato all'arbitro, D'accordo. guarda che... Ma situazioni più eclatanti, Certo, più evidenti, certo, quel assolutamente. portiere ancora i piedi piantati nel momento in cui Chiricò sta per calciare, guarda, è ancora fermo, portiere No, non c'è nulla da- ancora fermo lì, ci sono due giocatori. Perché non è tanto fermo, No, attenzione, che già Vabbè, ha un Angelo, piede sulla è un linea e gol, l'altro eh. avanti. ha un piede sulla linea e l'altro avanti, ma cosa pretendi? Che stia Allora, lì? vediamo l'altro episodio. Il secondo gol dell'Avellino. È un gol che il Catania Guarda qua. subisce in maniera pesante. C'è il Grand Canyon qui. Cioè, Sgarbi, curato in ritardo su Gori e Beters. Battuto per la seconda Una volta. partita a campo aperto, Sì. Sgarbi ha un'accelerazione, un 2001 Fortissimo. veramente di grandissima prospettiva, e Gori era molto fresco, era appena entrato. bisognerebbe Qui Guaini perde Sgarbi e curato. Hanno un passo diverso. È curato. Scusate, ma non era questo il gioco che il Catania ci aveva promesso Sì, di farci vedere? sì, assolutamente. Io la verità è che tutto il bel gioco lo vedo fare agli avversari, no? E poi un cambio dalla Esatto. panchina a Gori, tac, e fa Esatto, il gol. e fa gol. Noi questa situazione non la conosciamo. Assolutamente. Abbiamo Per questa finito con stagione. gli episodi da Moviola, Sì, non ne ma vediamo più serve perché già po'. abbiamo visto Ne parecchio. abbiamo tanti, ma a che serve? Lo so, però magari per evidenziare, no, quelle che sono poi le criticità, perché è importante capire dove si sbaglia. Angelo, le criticità, È importante- Angelo, un'altra delle criticità Angelo. che è inutile che nascondiamo è che questo Catania ha un numero di infortunati Macroscopico. macroscopico. Adesso sarà il campo di Ragalna, avranno sbagliato a fargli... no, è una... Scusami Angelo, lo dico perché c'è stato detto, no? Involontariamente c'è stato detto, sarà stata la Anche l'anno preparazione... scorso si allenava a Esatto. Ragalna, non mi C'è sembra stata ci la siano stati preparazione fatta- quindi tutti non- questi non è il infortuni caso. saranno muscolari. state le siciliane di Zafferana, no, perché si sono allenati a Zafferana, però siccome nessuna società è talmente non fa Karachiri, no, che ci va mancherebbe a altro, tenersi, però se tu società hai un dato così allarmante e così, diciamo, in controtendenza rispetto a quelli che sono stati anche i profili dei giocatori che hai avuto. Di Carmi non si era mai avuto problema muscolare, altri giocatori del Catania non ne avevano mai avuti. A fronte di questo probabilmente devi fare un'altra riflessione, perché se hai uno dei migliori preparatori atletici e gli fai fare soltanto il supervisore, che è Petralia, probabilmente non ti puoi fidare di un ragazzo di belle speranze che però ha fatto il preparatore atletico di 2 squadre di calcio maschili e 2 femminili, tra Fiorenzuola, con tutto il rispetto, anche in questo caso puoi diventare il migliore preparatore atletico del mondo. Fra 5 anni troveremo Bertoncini a fare il preparatore atletico del Chelsea, però intanto che esperienza hai? No, che cosa hai fatto finora? Qual è il tuo curriculum?
te lo chiedo oggi perché ho un'emergenza. A quel punto mi devo interrogare. Siamo in emergenza anche noi. Ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo. Abbiamo detto di tutto e di più e adesso vediamo le pagelle della partita di Io ieri. avrei detto il giusto, no? Senza intaccare nessuno, ma le cose che vanno dette reputo che... Obiettivamente. Angelo, le pagelle, vediamo le pagelle. Le pagelle. Vediamo le pagelle. Partendo dal migliore, di solito partiamo dal migliore, Sì. io e la regia siamo bisticciati, ormai non abbiamo più. Partiamo con la grafica del migliore, perché è proprio lui, Milos Bosic, voto 6,5. Bagliasindi scrive: ne sarebbero serviti altri 9 come lui. Noi stiamo vedendo le pagelle, però Io lo vogliamo so, vedere il però, migliore. in un pomeriggio di belle... Eccolo. quella. Ne sarebbero serviti altri 9 come lui in un pomeriggio di belle statuine e strafalcioni. L'unico a fare la guerra sportiva all'Avellino, soprattutto nella prima mezz'ora, in cui corre come un treno, sfodera l'assist smarcante per Mazzotta e si prende di prepotenza il rigore della speranza. Nella ripresa finisce per perdersi nelle pieghe della trasparente prestazione di squadra. Mentre per quanto riguarda la pagella totale della squadra, questi sono i voti che sempre con l'aiuto della regia vedremo. A Tabbiani anche oggi un bel 4, per Beters voto 6, passiamo a Rapisarda voto 5,5, Quaini voto 5, Curado 4,5, 4 a Mazzotta, 5 a Castellini che entra al suo posto. Zammarini voto 4, Ladinetti voto 4, Rocca voto 6, 4 anche per Chiricò, 5,5 per Dubiscas, 6,5 per Bosic. Queste sono le pagelle. Penso che abbiamo letto la stessa partita con Alessandro e anche con Carlo. Ieri poi ci è piaciuto nei secondi 45 Molto minuti Rocca Sì. e quindi Fatto una gran giusto partita, il migliore Rocca. Bosic. Devo sicuramente. evidenziare che Rocca era in mezzo al campo l'unico che si proponeva, Esatto. che chiedeva il pallone. Predicava nel deserto. Totalmente. Questa è un'osservazione E che allora devo fare. un 6,5 quantomeno per aver interpretato. Bosic ha fatto di più Certamente, nell'economia, cioè è stato più certamente. decisivo. Ma Bosic quindi il mezzo punto era lì, hai cioè ragione, non è è partita il da migliore. 7 per nessuno, quella di ieri. Assolutamente quindi no. Il Non è- migliore massimo può prendere 6,5 per quanto mi riguarda. Sono d'accordo. Allora, queste sono le pagelle, abbiamo esaurito il capitolo pagelle, mi pare che insomma ampiamente insufficiente. Settembre dell'anno prossimo è lontano. Adesso vediamo il calendario del Catania, dai. Le partite che aspettano il Catania, partendo da Brindisi, Catania in programma mercoledì 1 novembre ore 16:15, il recupero della seconda giornata di campionato. Poi un'altra trasferta domenica 5 novembre contro il Potenza Catania ore 14. Si torna a giocare in casa il 8 novembre, mercoledì 8 novembre alle 20:45 Catania Picerno, il 12 novembre per la Coppa Italia, mentre il 12 novembre alle 18:30 Audace Cerignola Catania, quindi torniamo in trasferta, si ritorna tra le mura di Catania e del Massimino il 18 novembre ore 14 sabato. Insomma, mi pare che i ritmi sono serrati e bisogna capire quanto questo Catania riuscirà a sostenere, a supportare e a sopportare questi impegni così E con frequenti. quale allenatore Intanto a Brindisi mi pare che non ci siano dubbi, ci sarà Tabbiani. Soprattutto cosa succederà nel caso in cui, come ci auguriamo tutti quanti, il Catania vada a Brindisi e faccia una bella partita, faccia una buona partita e vinca. Perché se non vince a Brindisi, comunque sia, il punto non puoi dire che è un passo avanti rispetto al trend. Consolida la media salvezza. Esatto, cioè il punto che vai a prendere a Brindisi con quella classifica che hai serve soltanto ad avere una media che ti consente di salvarti probabilmente senza accedere ai play-out, ma di più non puoi fare, quindi devi avere un acuto importante. Probabilmente in quel calendario forse c'è anche Lo possiamo rivedere un attimo il calendario? la ragione e il motivo per cui non si è scelto di cambiare. Non l'accetto, Angelo. Non Neanche può essere io. assolutamente una giustificazione. Così come allora ascolta, non esiste, cioè non esiste se è calcio professionistico. Allora, tu se c'è un allarme non è così. devi intervenire. Ma non è così. E allora intervieni prima. Domani? Cioè, non puoi ridurti Alessandro. a questo punto. Non, E allora, hanno, tra i non accetto- hanno ipotizzato il cambio del tecnico. Ma Quindi non è un problema né di calendario fitto
né di altre situazioni. Tra i vari non hai accetto. ipotizzato in astratto, poi se il campo ti dice certe cose poi ne che- devi è chiaro. prendere atto. E allora, È chiaro. Alessandro, se un si non convincono accetto- è chiaro. non accetto tu e uno io. Non accetto che qualcuno domani, chiunque sia, in conferenza stampa dica che fare il dirigente, il calciatore, il giocatore o anche il giornalista a Catania sia una cosa difficile. Ricordo a chiunque, anche ai È giocatori un del privilegio Catania, sicuramente, ma hanno sempre detto così, Angelo. non tutti, e in ogni caso la scusante di giocatori che vengono da altri campionati, da altre realtà e non si ambientano a Catania è una scusante che nel calcio professionistico non accetto. Catania ha Ma non si ambientano perché, ha Angelo? un unicum, no, scusa. penso, dicono che ma non si hanno questo ambientano un motivo perché? deficit di ambientamento. Perché non hanno il carattere per Angelo, vivere in questa che città, cosa gli giocare posso in dire? questa Perché squadra. giocare in queste Giocare a piazze Catania. sicuramente Allora, ci giocare vogliono a gli attributi. giocare perché E allora Catania. probabilmente non sono dei giocatori Esatto, completi, giocare a scusate, Catania. cioè non sono chi, il primo chi che sente- soffre una piazza come Catania può giocare solamente in piazze altrove, molto più semplici. altrove. E così come ci sono giocatori da Inter, da Milan, da Juventus, ci sono Ma giocatori Catania- da Atalanta o da Perfetto, altre ma dico, piazze. Catania non è una realtà tanto diversa dalle grandi città che vivono il calcio in un certo modo. Cioè Catania Certo. non è un ambiente ostile. Assolutamente Catania no. è un posto che è unico nel mondo, dove in un campionato dilettanti sono andati a farsi l'abbonamento 12.000 persone. È un posto unico, è un privilegio, È un privilegio pazzesco totale. fare il giocatore a Catania. Totale. È un privilegio pazzesco fare un giornalista a Catania. Poi, ovviamente, la gente ti può essere fanculizza, d'accordo con te, non può essere d'accordo, ci con te, mancherebbe altro. può anche criticarti, guai se non fosse così, ma io lo vivo come un privilegio, non accetto che nessuno, da un dirigente, da un allenatore, da un giocatore che veste la maglia del Catania, possa dire sentiamo il peso di questa piazza. Chiunque dica sento il peso di questa Non può- piazza non può mi giocare faccia Catania. personale cortesia, si dimetta da solo, si prenda le valigie e se ne vada. Adesso tranquillizzatevi. Registriamo i bulloni. Esattamente. Perfettamente d'accordo. Stiamo andando vedere il prossimo avversario. verso la conclusione, vediamo il prossimo avversario che è il Brindisi. Abbiamo tanto parlato stasera questa squadra, poi non è che sia Come noi neopromosso. ha vinto però a Messina la scorsa settimana, Sì. e quindi è una Però squadra in casa ha fatto diversi inciampi, come potete vedere. Ha vinto solo la prima partita in casa contro il Monterosi per 2-1, poi sconfitta col Benevento, pareggio con la Juve Stabia, sbagliando il gol del 2-1 su calcio di rigore nel finale, secca sconfitta con la Casertana 4-1 e proprio ieri sera 2-1 per opera del Monopoli, quindi in casa un misero bottino di 4 punti in 5 partite con 5 gol fatti e 9 subiti, somiglia un po' al rendimento casalingo del stavo Catania. per dire proprio questo, Esatto. Alessandro. È il miglior marcatore, abbiamo visto prima, del Brindisi, è Bunino, Bizzotto con 2 reti. Quindi insomma è un avversario, Carlo, Sulla carta molto abbordabile. cioè, però consideriamo che il Catania viene dal pareggio di Monterosi e quindi dobbiamo anche Le esperienze dovrebbero servire cioè, a qualcosa, qualche no? cosa Non può sottovalutare nessuno in questo momento. Quindi. Avevamo detto quale migliore avversario? Il Monterosi, ultimo No, in ma classifica. venivi da una vittoria lì, Perfetto. devi Quale dovevi migliore, fare 3 quale punti. migliore avversario? Ma ormai è andata. E oggi, dopo il peggior avversario che possibilmente potevi avere ieri, Hai un avversario hai un sicuramente avversario che ti dà l'opportunità che di fare se- 3 punti che se hai sarebbero carattere, ovviamente una Brindisi medicina non c'è importantissima. una condizione ambientale di quelle pazzesche, la squadra Angelo, però per fare quello che dici tu serve mettere il pallone in porta e significa segnare, andare in area di rigore. Vorrei e noi chiudere... abbiamo una Sì. Di Carmine Sì, che oggi avevamo ha perché fatto- in questo momento è abbiamo infortunato. di Carmine, Avresti voluto. ha fatto gli esami strumentali. Il versamento di Carmine è stato Sì. talmente importante che non sono stati possibili gli accertamenti strumentali nell'arco della scorsa settimana. Quindi Carmine ha effettuato gli accertamenti strumentali oggi, in bocca al lupo a Di Carmine, ma ovviamente non conosciamo l'esito degli accertamenti strumentali, però dal tipo di versamento che si era andato a creare la lesione sembra piuttosto seria, augurandoci di sbagliare ovviamente anche nella diagnosi, però Auguriamoci che gli accertamenti strumentali anche in questo ci caso dicano che in effetti nessuna società è così fessa che mantiene, diciamo, una minaccia. una minaccia così alta.
e quindi reputo che, al di là di quello che verrà detto domani alle 4, che spero sia 4 del pomeriggio, sia quanto di più così importante da dire in questo momento alla città, ai tifosi, un po' a tutti quanti, e che riesca a rimettere un po' il clima sul binario della serenità, indipendentemente da tutto, ma ci sia una più importante supervisione. Stiamo andando oltre. Sentiamo di nuovo Naomi, andiamo a chiudere, abbiamo 2 minuti per fare gli ultimi messaggi, per leggere gli ultimi messaggi. Iniziamo da questo che si riaggancia un po' al fatto del quale abbiamo parlato prima, quindi della piazza pazzesca che è Catania. La società non può ignorare quello che si è visto ieri al Massimino. Dopo la fine della partita, 18.000 spettatori stanchi di questo gioco che fa la squadra. Salvo da Catania, sempre Forza Catania. Ancora, l'unica cosa che si salva in questo momento è la tifoseria, che senza offesa non ce n'è più nudo. No, non ci offendiamo, non ci offendiamo. Per me, quelli del Catania sono sotto pressione, per me l'allenatore dovrebbe dire ai giocatori: andate in campo e divertitevi, Forza Catania e Benny. È quello che dice, è quello che dice, esatto. È proprio quello che dice alla squadra. Il credo di Tabbiani è questo: andiamo e divertiamoci. Il problema è che si sono divertiti quasi sempre gli altri. Troppi infortuni, attaccanti, portieri, centrocampisti, difensori, ora anche Carli, Naomi, occhio. Beh, non ci sono minacce incombenti in questo momento. Beh, Carli è sulla via del pieno recupero. Tornerà Carli. Tornerà. Tabbiani ieri è stato esonerato dal pubblico, oggi anche dagli addetti ai lavori. Squadra completamente fuori controllo, problema assolutamente di spogliatoio. Tabbiani subito via, diamo una scossa, salvo da Catania. Volevo fare una domanda a tutti: perché il Catania non attacca mai per vie centrali, attacca sempre sulle fasce? Secondo me manca un giocatore all'Almiron. Mazzarani, grazie Giuseppe Curva Sud. Aspetta, facciamo sentire la risposta breve. Ma l'avevamo detto poc'anzi, il suo credo calcistico è arrivare presto, soprattutto sulla fascia di Chiricò, per poi cambiare gioco sul lato opposto, che è il lato debole. Parliamo di speranza allora in questo caso, perché in questo momento, fino a questo momento non si è concretizzato. Ci è arrivato tante volte, però non hanno concretizzato poi. Sentiamo. Non fate disfattisti, il Catania è forte e Tabbiani è un buon tecnico, arriveremo sicuramente tra i primi 4, scrive Luca. Il migliore in campo, lecito, il migliore in campo, puntini, il pubblico, Piero C. Chiudiamo con questo messaggio. Benissimo, grazie allora Naomi, ci Grazie salutiamo a te, qui Angelo, e grazie con a te tutti. devo ringraziare. È finita? È finita, va bene, hai parlato soltanto tu stasera. Prolunghiamo. Solo tu, basta, non prolunghiamo. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie a voi, scusateci. Grazie ad Alessandro, però ne avevo tante da dire oggi. Grazie ad Alessandro Vagliasini. A voi, buonasera. E ringraziamo anche Carlo Breve, che Grazie, ritroveremo Angelo, buonasera a mercoledì tutti. per commentare la partita tra Brindisi e Catania. Grazie Abbiamo a tutti la stanza voi. pronta già. Eccoci qua. 16:15. 16:15, noi cominciamo alle 15:45. Vi aspettiamo come sempre su Telecolor. A tutti voi una buona serata.